Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento in diretta. Quest'oggi parleremo di come investire i propri risparmi e proteggerli dall'inflazione. Inflazione che naturalmente preoccupa risparmiatori e consumatori e di fatto erode poco a poco quelli che sono i risparmi delle famiglie. Allora, come destreggiarsi in questo tema che può risultare complesso? Ci vengono in aiuto i miei ospiti che vi presento subito. Con me c'è Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato. Grazie. E Omar Grigolo, agente immobiliare. Ben trovato anche a lei. Grazie. Allora, facciamo prima un passo indietro e cerchiamo di capire che cosa fa di fatto l'agente patrimoniale, il consulente patrimoniale e in che modo ci viene in aiuto proprio in queste tematiche che a volte possono essere un po' ostiche per i non addetti ai lavori. Il consulente patrimoniale fondamentalmente il mio ruolo è quello di accompagnare i clienti nel lungo termine per tutte le scelte importanti nella loro vita, nella loro sfera appunto patrimoniale, che significa l'aspetto risparmi, soldi da gestire, patrimonio inteso come immobili, terreni, piuttosto che l'asset familiare, cioè lasciare quello che sono i miei averi agli eredi. E in questo caso, visto che oggi parliamo di inflazione, difendermi eventualmente anche da rischi. L'inflazione è uno di questi, ci sono l'aspetto fiscale, ci sono aggressioni da parte di terzi sul patrimonio, quindi ci sono diverse tematiche. L'inflazione oggi, tema complicato che tocca un po' tutte le famiglie. Sappiamo che l'inflazione è il frutto, magari spiego un pochettino anche che cos'è l'inflazione. Certo. Oggi soprattutto arriviamo in questa situazione con un'inflazione molto alta, che è il costo della vita, detto in maniera molto semplicistica, determinato da una situazione un po' particolare, soprattutto in conseguenza di quello che è successo dopo il periodo della pandemia e tutto quello che ha generato sui mercati. Oggi la domanda è molto alta e quindi di fatto c'è molta richiesta al mercato di un sacco di beni, l'offerta è tutto sommato contenuta e questa differenza genera un aumento di prezzi per pareggiare domanda e offerta. Questo scarica a terra su un aumento dei costi dell'energia, un aumento dei costi delle auto, delle case, di tutto quello che è la nostra vita e si chiama inflazione. Okay. Oggi, non so, adesso vorrei andare a parlare anche di alcuni temi, come impatta l'inflazione sui mercati, e sulle borse e i listini azionari. Certo, insomma, il tema è molto complesso, andiamo un po' per gradi perché appunto dobbiamo insomma, essere chiari, insomma, far capire anche ai nostri amici che ci seguono da casa come muoversi appunto in questo ambito. Facciamo un altro passo indietro, che cosa fa l'agente immobiliare, in che modo anche in questo caso ci aiuta a destreggiarsi in questi temi? Allora, anche da parte mia è un ruolo ben importante, fortunatamente e anche da parte mia che sono ormai all'interno di questo settore da circa una decina d'anni, ok? Faccio parte di un noto grande gruppo che è nato a Padova ancora circa 25 anni fa, ad oggi conta non solamente una filiale come era partita ma oltre 70, coprendo tutto quanto il Veneto e anche le regioni limitrofi, e riusciamo fortunatamente a far fronte a questi tipi di situazioni date proprio da un'esperienza ed una conoscenza della zona che possono andare a consigliare le persone, cosa che ad oggi vedo sempre più importante, andare a fare le giuste scelte nei giusti modi, nei giusti tempi. Ecco che già nella scorsa puntata abbiamo espresso qualche tipo di consiglio alle persone, ci sono arrivate anche delle telefonate, cosa che ci ha fatto veramente molto piacere e che... Proprio perché i temi e gli aspetti insomma sono molto variegati e delicati e spesso non si conoscono, ecco. E soprattutto impattano un po' tutte le famiglie, perché i Certo. temi di cui parliamo noi, voglio dire, tutti abbiamo una casa e dei risparmi da gestire. Allora, prima di andare a parlare del tema caldo di oggi, come accennato nella puntata precedente abbiamo approfondito ancora di più quello che è la gestione del risparmio e degli immobili. In particolare avevamo parlato del tema vastissimo e molto importante, anche questo complesso delle successioni. So che avete per esempio ricevuto numerose telefonate dei nostri telespettatori che avevano seguito la puntata e che insomma vi hanno cercato proprio per avere qualche chiarimento. Possiamo fare qualche esempio? Sì, racconto una delle telefonate che abbiamo ricevuto, un caso che poi è diventato anche pratico nei giorni successivi perché ho voluto incontrare questa famiglia. Di fatto, entrando nel concreto,
Si tratta di un signore di una certa età che ha 4 eredi e deve gestire questo passaggio generazionale in vita, volendo lasciare agli eredi un patrimonio in modo equo. Significa che ha già aiutato uno dei figli nel corso della vita, oggi vorrebbe lasciare equità tra i successori. Questo impatta un tema immobiliare, perché c'è un immobile, la casa di famiglia storica, che è un immobile importante, ci sono altre proprietà immobiliari come terreni e case, e ci sono revenienze liquide, cioè risparmi, soldi. Sono cifre notevoli e quindi insomma da capire come gestire. Quindi tanti aspetti anche delicati, insomma, da considerare. Sì, anche perché qua il tema non è propriamente solo economico-finanziario, c'è anche un tema molto relazionale, inteso come la relazione tra gli eredi. Il fatto, la preoccupazione della persona che ci ha contattato era voluta proprio per lasciare tranquillità tra i successori. Infatti i fratelli non corre buon sangue fra tutti. Questo genera una negoziazione complessa, nel senso che magari anche dal punto di vista finanziario potrebbe essere anche semplice, ma non ci sono solo soldi sul piatto. Allora, in questo caso, fatalità, è stato molto utile l'intervento di un consulente, perché essere intermediati in questa situazione ha aiutato particolarmente, perché magari potremmo risolvere una situazione in maniera semplice, ma visto tutto il pregresso storico che c'è nelle famiglie, non voglio fare questo affare, non perché non sia un buon affare, ma perché non lo voglio fare con te, caro fratello col quale ho un buon rapporto. A volte essere intermediati, come in questo caso, quindi io non ho emotività a riguardo perché non ho un pregresso storico con la parte della famiglia, sono un ente esterno, questo ha permesso di raggiungere un accordo molto più semplice con animi decisamente più calmi. Ora, nei prossimi giorni andremo a definire contrattualmente tutte queste cose, perché insomma ci sono degli aspetti importanti, e uno degli aspetti fondamentali nella gestione di questo patrimonio, che non aveva considerato la famiglia, era l'impatto fiscale dovuto proprio alla successione. Facendo alcuni accorgimenti nella gestione del patrimonio abbiamo di fatto praticamente azzerato l'impatto fiscale, quindi questa famiglia non pagherà tasse di successione o in minima parte monetine proprio. Sono centinaia di migliaia di euro risparmiati, ecco, in questo caso. Posso chiedere se appunto la persona che l'ha chiamata ha deciso poi di affidarsi a lei? Beh, sinceramente sì, ha deciso di affidarmi il capitale da gestire e insomma sì, è diventato cliente. A dir la verità, la cosa che mi fa sorridere è che non gliel'ho nemmeno chiesto, è stata un'evoluzione naturale, che poi succede quasi sempre, a dir la verità, perché insomma ho notato animi più distesi dopo aver trovato una quadra al cerchio. Ho notato che di fatto si è creato un buon rapporto, sono stati loro a chiedermi se potevo gestirgli il patrimonio fondamentalmente, e la cosa che mi piace è che anche due dei fratelli mi hanno chiesto una consulenza per poter fare un'analisi sulla loro situazione. Ad oggi non li ho ancora incontrati, ma insomma nei prossimi giorni entreremo anche in quel dettaglio, perché poi è così che si sviluppa fondamentalmente. Tutti abbiamo necessità di gestire le proprie cose e spesso e volentieri magari uno ha delle idee che però non toccano terra, o che magari sì, la mia idea è la mia, ma magari non incontra gli interessi dell'altra parte, e magari sì, voglio dire, bisogna farle quagliare per tutti le situazioni. Quindi caso decisamente positivo, mi ha fatto anche piacere poterli aiutare fondamentalmente. Ecco, come dicevamo nella scorsa puntata, la fiducia che si instaura è alla base, no? Poi del rapporto di collaborazione. Grigolo, anche per lei qualche telefonata, qualche caso insomma che è arrivato e che ci vuole raccontare? Sì, piacevolmente colpito appunto dalle telefonate che le persone proprio hanno preso spunto nel farle. E mi è rimasta impressa principalmente una dove ho chiesto anche autorizzazione di poter condividere nella trasmissione questa esperienza, tra l'altro una anche delle prime telefonate che sono state ricevute da parte di questo signor Gianni, di Conegliano, proprietario di un immobile con la sua signora e genitore di 3 figli. C'è sempre stata da parte di Gianni questo dubbio se vendere l'immobile in questo momento piuttosto che lasciare tutto quanto il vario pensiero in un secondo momento ai figli, e ha fatto, diciamo, a mio modo di vedere comunque una buona scelta nel condividere quale poteva essere, diciamo, la sua realtà, per capire quale poteva essere la strada migliore. E siamo partiti, diciamo, con una valutazione di mercato dell'immobile ad oggi e anche un primo consiglio nel analizzare quali potevano essere le situazioni burocratiche, in quanto un immobile per essere venduto ad oggi deve avere comunque un'esatta corrispondenza tra lo stato di fatto e le planimetrie, quindi i documenti.
E dopo aver consigliato di potersi anche attivare fin da subito con questa cosa che è fondamentale, sono nati, diciamo, anche i primi punti di vista differenti, in quanto i figli che ho avuto il piacere anche di conoscere e di far rientrare parte di questa esperienza avevano espresso la loro idea di aspettare l'acquirente prima di fare questo tipo di verifica burocratica. E ovviamente io sono dal punto di vista che ogni proprietario per casa sua sceglie come è meglio agire, io consiglio però poi ovviamente i proprietari sono loro. La scelta aspetta a loro. La scelta aspetta a loro e diciamo che fortunatamente hanno accolto sia il fattore di entrare subito a capire se c'era l'esatta corrispondenza e poi quanto per il valore attribuito all'abitazione il signor Gianni è venuto da sé nel prendere occasione di mettere, diciamo, in vendita, comunque approcciarsi nella vendita ad oggi, perché il suo pensiero è stato fatto in riferimento a se già su una piccola cosa una persona voleva aspettare e gli altri volevano farlo da subito, chissà magari un domani quando c'è un discorso economico piuttosto che un discorso di tempistiche, piuttosto che fretta, urgenza. I punti di vista saranno ancora più differenti. Esattamente, anche perché sono i 3 figli, poi giustamente anche accompagnati dalle mogli barra il marito, che hanno sempre ovviamente una voce importante in capitolo. Ha fatto la scelta di dire ok, visto che ho un po', mi piace vedere, il potere di poter fare questo tipo di operazione oggi piuttosto che domani, ha preferito già predisporre un po' tutto quanto, già mettersi nell'attività al fine di non creare dei disagi successivi. Anche perché ci sono vari rischi che in un domani purtroppo l'immobile che non viene venduto anche per parecchio tempo può subire un deprezzamento che non piace mai a nessuno. Quindi Gianni secondo me ha fatto un ottimo pensiero di ragionare ad oggi dove c'era una massima tranquillità, non c'è fretta, non c'è necessità di dover fare questo tipo di passo e ha fatto la scelta migliore in base alla sua situazione. Ecco l'importanza appunto di rivolgersi a, insomma, a delle persone competenti che possono consigliare. Naturalmente voi vedete scorrere il numero di telefono per informazioni e consulenze, non sono vincolanti, potete chiamare tranquillamente senza nessun problema, con la massima libertà per un primo incontro conoscitivo, insomma, per capire la situazione e poi insomma per eventualmente affidarsi. Normalmente si parte da un'analisi, da fare una chiacchierata conoscitiva, capire qual è il perimetro del problema, se di problema si può trattare, insomma qual è la situazione sulla quale impattare e dopo le cose insomma si evolvono per propria natura, insomma questo è un po' il lavoro, vale per entrambi di fatto. Certo. Infatti, se posso permettermi, una delle domande che sono state le più frequenti nelle telefonate è stato il riferimento a se facciamo l'appuntamento, se ci sono obblighi, vincoli o qualsiasi altre teme in questo riferimento. Ovviamente no, nel senso che, almeno per il mio modo, diciamo, non c'è nessun tipo di messa in vendita piuttosto che impegno se non viene prima determinato e acconsentito dai proprietari. Certo. Quindi ovviamente viene prima analizzata, viene fatta la consulenza, se poi si ritiene necessario o comunque utile appoggiarsi, ovviamente siamo a disposizione con tutta quanta la strumentazione alle spalle. Contrariamente non c'è nessun tipo di impegno e quindi beviamo caffè insieme. Ecco, dopo aver raccontato questi interessanti casi specifici anche per fare degli esempi, torniamo appunto a parlare di inflazione e di il modo in cui impatta non soltanto sulle tasche, diciamo così, delle famiglie, ma anche sulle borse, no? Sì, allora, sempre semplificando, magari usando anche concetti leggermente impropri, ma per rendere l'idea, oggi più che fare la lezione di finanza mi interessa passare un concetto, perché l'inflazione fa scendere i mercati. Lo dico in maniera molto semplicistica, di fatto il mercato riflette l'utile che genera un'azienda, ok? Il mercato intendo le borse. L'utile che genera un'azienda viene svalutato dall'inflazione. Sappiamo già che se quell'azienda genera un utile di 100 non sarà veramente 100, ma varrà di meno per l'effetto inflattivo. Quindi tutta questa situazione ha fatto scendere le borse in maniera importante. Oggi però diciamo, viviamo uno scenario un po' particolare, credo che ci stiamo avvicinando alla fine della curva dei massimi raggiunti dall'inflazione. Per molte operazioni, una su tutte la manovra sui tassi fatta dalla Banca Centrale Europea e dalla Fed, che è la Banca Centrale Americana. L'aumento dei tassi serve per rendere meno accessibile il credito alle famiglie e alle aziende. Questo minore accesso al credito
sgonfia un pochettino il meccanismo economico, lo va a raffreddare e questo riequilibra domanda e offerta. Quindi di fatto, riequilibrandosi domanda e offerta, non c'è più la necessità di alzare i prezzi per rincorrere questo gap tra domanda e offerta. Questo tema dovrebbe far scendere l'inflazione e alla discesa dell'inflazione rivedremo i mercati riprendere quota e tornare a valere qualcosina in più. Questo apre le porte ad una serie di ragionamenti in tema finanziario: cosa è bene fare, dove devo investire, come devo investire. Allora, la risposta giusta è dipende, perché ovviamente non è che c'è la ricetta magica, non sono un piazzista di prodotti, io faccio consulenza tailor made, dicono gli americani, quindi su misura per i clienti. Devo capire un ragazzino di 20 anni piuttosto che un signore di 50, piuttosto che un signore di 80, hanno necessità decisamente diverse tra loro, quindi capire il mercato azionario è buono. Dipende, in questo momento sicuramente io posso dire che il mercato azionario è a sconto, cioè è basso, vale poco in questo momento e ha una proiezione di crescita positiva. Insomma, è presupponibile che non staremo sul fondo per sempre e da qui è difficile pensare di continuare a scendere con questo passo, quindi la possibilità di vedere mercati in crescita c'è. Oggi è una buona finestra d'ingresso, cioè se io ho della liquidità sui conti, oggi investirei sì, se fossi incline all'azionario, se volessi assumere un po' di rischio in più in portafoglio. Questo per quel che riguarda l'azionario. Ecco, quindi nelle attuali condizioni economiche, insomma, che stiamo vedendo, per esempio, tenere i propri risparmi, i propri soldini fermi parcheggiati sul conto corrente, è una mossa giusta, è una mossa sbagliata, può comportare una perdita di valore? Sorrido perché è una domanda che mi viene fatta sempre costantemente, anche quando sono al bar a bere un caffè, mi fa sorridere. Allora, come sempre dipende, tendenzialmente in questo momento per chi ha l'intenzione di entrare in modo speculativo a mercato piuttosto che rimanere fermo con la liquidità sui conti ad attendere che l'inflazione eroda il potere d'acquisto, può cavalcare l'onda della ripresa dei mercati che insomma sta avanzando per beneficiare di una crescita e quindi portare a casa un alfa, un rendimento, cioè monetizzare un pochettino e portare a casa un qualcosa in più rispetto all'investito. Sì, quindi è un buon momento per entrare, ma dipende molto dal profilo di rischio, bisogna costruire qualcosa che sia ecologico, uso questo termine, nella famiglia presso la quale sto suggerendo investimenti. Allora, 100% azionario, secondo me, è avventato, io non lo suggerirei. Che significa? Ce lo spieghi meglio. Avere un portafogli interamente azionario, interamente esposto al mercato, comporta avere un rischio di un certo tipo che io magari non suggerirei. Esistono delle composizioni, cioè si può comporre il portafogli un po' come si vuole, ok? Ed è esattamente questo il mio mestiere, capire come comporlo, e si può tarare il grado di rischio sulla base di chi mi sta davanti. Possiamo fare un portafogli più sicuro, più esposto al mercato, dipende. Questo dipende molto dalle persone. Oggi certamente siamo in uno scenario che comunque può vedere crescita un po' in tutti i settori, sia l'azionario, sia l'obbligazionario. Certo, poi vedremo anche nel dettaglio meglio quali sono gli strumenti e le opportunità, però mi sembra di capire che insomma oggi valga comunque la pena di investire. Certo, sì, infatti oggi sicuramente il mio mercato sta vedendo, esce da un 2022 insomma impegnativo dal punto di vista dei rendimenti, decisamente negativo un po' in tutti quanti i settori. Oggi però, come sempre, non è una linea retta ma è un'onda la finanza, quindi di fatto non pioverà per sempre e non ci sarà il sole per sempre. Oggi usciamo da un periodo di pioggia battente, certamente sta rispuntando il sole, questo è un po' il messaggio che vorrei passare, quindi sì, come affrontare il mercato e quali sono le nicchie migliori sulle quali investire, questo è un altro tema, anche perché dipende dai settori, ok? Faccio un esempio, le energie rinnovabili sono state un settore che sono cresciute anche durante la crisi, perché comunque non ne hanno risentito, quindi non è sempre tutto negativo o tutto positivo, dipende, ok? Certo, è un po' anche questo il tema del momento, no? È esattamente il mio lavoro, perché stare informati, avere le informazioni, sapere dove andare a mettere mano, cosa fare, cosa non fare, cioè tenere l'aggiornamento e riportare al cliente, decidere col cliente quali sono le scelte migliori, portare le varie soluzioni
situazioni, opportunità e rischi del momento è esattamente il mio mestiere, e poi sulla base di questo decidere assieme come è più opportuno gestire i risparmi fondamentalmente. Certo. Lo stesso vale per il mercato immobiliare, oppure ci sono delle similitudini, delle situazioni invece differenti? Allora, nella parte dell'immobiliare fortunatamente c'è ancora la possibilità di investire. E ovviamente, come magari da parte di Mauro ci sono delle diverse situazioni, anche nel mio campo deve essere comunque analizzato che tipo di investimento vuole fare la persona. Diciamo che proprio per investimento tendiamo giustamente a capire che deve dare un reddito, quindi una fonte di guadagno. Ci sono delle persone che possono ambire ad avere un investimento di capitale facendo un minore investimento nell'immobile, quindi magari un immobile un attimino più datato e con delle probabili eventuali e successive lavori di straordinaria manutenzione per portarla avanti. Chi invece decide eventualmente di investire qualcosina di più, quindi su immobile di recente costruzione, avere comunque una redditività a riguardo e togliersi il pensiero da qui al lungo tempo dell'avere praticamente un immobile, quindi vedere solamente l'ingresso per effetto, diciamo, di una locazione che è sempre comunque molto frequente. Diciamo sulla parte dell'usato è molto frequente l'investimento nel mattone, quindi c'è chi decide di investire e mettere a reddito proprio l'immobile. Vedo ultimamente comunque, sebbene anche un po' il periodo, un approccio verso comunque delle nuove costruzioni. Infatti le stavo per chiedere, ad esempio, vale la pena per esempio investire su una nuova costruzione? Allora, visto che ne vediamo moltissime percorrendo le nostre strade. È fondamentale andare a capire prima di tutto dove, mi passi il termine, anche con chi, nel senso che di nuove costruzioni ce ne sono tantissime, ok? Io ovviamente parlo per quel che mi riguarda, per quel che gestisco io, in quanto viene fatto proprio una programmazione, perché ci possono essere delle persone che vogliono mettere proprio in investimento una certa quantità di capitale, e quindi c'è un momento che può essere opportuno su degli immobili che io sto trattando e che già alcune persone un po' fidelizzate, che fa parte del nostro database, ha già espresso la volontà di prenotarsi, diciamo, un immobile con le massime tutele, con le massime, diciamo, garanzie, e pensando al futuro, perché ad oggi è fondamentale non guardare il domani mattina ma guardare anche un po' ad anni in avanti. Ecco che se ci sono queste persone che hanno una volontà e hanno una sorta di capitale da poter appunto investire, nel mio settore, nelle zone che io gestisco, con le filiali che io gestisco qui nel Veneto, ci sono delle buone opportunità anche nella nuova costruzione, anche se in generale viene inteso come nuova costruzione, prezzi altissimi per effetto dei materiali, per tanti effetti è da lasciare praticamente in là. Posso permettermi di dire, avendo avuto occasione di accompagnare più di qualche persona, che in alcune situazioni, diciamo, mi pare è sbagliato, quindi conviene anche investire nelle mattone nuova costruzione, questo certo, senza ombra di dubbio. Schileo, però, perché investire oggi? Cioè, una persona che investe per mettere, tra virgolette, al sicuro i propri risparmi o per guadagnare anche qualcosina? Ma allora, entrambi. Dipende, come sempre, da chi è il soggetto davanti. Partiamo dal principio però che tutti risparmiamo da quando iniziamo ad avere un reddito, quindi dall'inizio nel mondo del lavoro fino alla fine dei nostri giorni, perché comunque fondamentalmente anche quando si arriverà in pensione comunque si risparmierà sempre. Serve per arrivare preparati nelle varie fasi della vita, quindi a 20 anni magari accantonerò per l'acquisizione di un immobile, quando sarò un po' più grande per la seconda casa, da anziano per 1000 motivi, per avere una sicurezza, eccetera. Quindi oggi perché investire? Perché fondamentalmente questo tipo di risparmio trova valore non rimanendo fermo in conto, ma se gestito a mercato, quindi dipende dagli archi temporali, con che tempi vado a impiegare la liquidità e con quale esposizione rischio a mercato lo vado a fare. Se fatto con buon senso, certo, porta ritorno economico. Oltretutto, nelle fasi, come sempre, nel mercato immobiliare è un ragionamento molto facile, in finanza viene un po' più difficile farlo, ma quando
costa poco, è conveniente da comprare. Nel mercato immobiliare, voglio dire, non è un ragionamento difficile, se una casa costa poco mi conviene comprarla. Nel mercato finanziario, se il mercato è sceso e costa poco, le persone in finanza avanzano guardando indietro, è sceso. Beh, ma in questo momento il mercato è basso, è conveniente da comprare e sapendo che è un'onda, presto o tardi insomma il mercato tornerà su. Oggi siamo pronti a vedere la seconda fase e quindi la risalita, quindi in questo momento in particolare conviene esporsi. Però voglio dire, in generale perché investire, cioè il motivo è per adeguarsi al costo della vita, quindi continuare a proteggersi dall'inflazione, questo è uno dei temi, per arrivare più preparati ai vari momenti della vita in cui si avrà necessità di utilizzare questi risparmi, perché di fatto nel momento in cui compro casa, se ho risparmiato 100 e quei 100 sono diventati 120, 130, 150, beh, o comprerò una casa più grande oppure mi indebiterò di meno per comprarla. Tutta una serie di ragionamenti che di fatto agevolano. Deve essere funzionale. Una delle cose che mi piace poco negli investimenti è il vincolo. Tendenzialmente io evito sempre di vincolare masse, anche perché uno dei rischi che non si calcola mai è la necessità di avere accesso a quel capitale. Quindi dipende, sono pochi i casi in cui vado a vincolare il capitale. Che significa vincolare il capitale? Vincolare il capitale significa che se metto da parte una somma e ho necessità di quella somma, non la posso svincolare, oppure ho alti costi di disinvestimento, penali di uscita, come si dice normalmente. Ci sono situazioni che rendono difficile l'accesso a quel capitale. Averne la proprietà ma non averne il possesso è come non averli quei soldi, quindi di fatto non so quanto sia veramente ecologico, perché il futuro non lo conosciamo. Magari tempo fa poteva essere un'operazione anche fattibile quella del vincolo sul capitale, ma oggi, visto i cambiamenti repentini che subisce la società, faccio un esempio, la pandemia è uno di questi, diventa difficile, ma la stessa pandemia ha cambiato anche il mondo immobiliare. Adesso magari non so, Omar, se vuoi raccontarlo tu, cioè, le valutazioni sul mercato immobiliare sono cambiate enormemente dal giorno alla notte, anche quello, non so. Anche questo è un tema insomma molto diciamo, interessante, prego. La pandemia ha cambiato le esigenze delle persone, ha espresso diciamo quali possono essere delle caratteristiche fondamentali di alcune abitazioni e questo ha comportato comunque un movimento che ha spinto numerose persone a trovare l'indipendenza, a trovare uno spazio esterno, uno sfogo esterno, giusto per avere una tranquillità nel caso in cui un domani si potesse riproporre questa cosa che tutti quanti ovviamente ci auguriamo non succeda mai più. E di fatto comunque è stato un movimento che si è creato e ad oggi mi viene fatta comunque anche la domanda del tipo, dato che l'acquisto di casa è sempre un po' investimento, si cercherà sempre che un domani possiamo avere bene o male lo stesso valore, certo, o tutti quanti ambiscono a un surplus. Aumento, certo. Okay. E diciamo che la conoscenza della zona è fondamentale, almeno nel mio punto di vista, in quanto posso a quel punto consigliare quale potrebbe essere la soluzione ideale in una zona specifica affinché questo tipo di immobile possa un domani comunque mantenere una sorta di valore. La pandemia ha creato proprio un movimento e numerose persone comunque si sono affrontate, si sono esposte al mercato per la vendita e purtroppo ci sono state delle realtà dove alcune persone non sono riuscite ad arrivare nella vendita e, ricollegandomi sul discorso anche di prima, preferivano nel mettere in affitto l'immobile invece che venderlo perché hanno visto sostanzialmente un ribassamento del valore. Mi permetto di spiegare e sempre analizzare di situazione in situazione perché non tutti gli immobili sono atti per essere messi in affitto, quindi tante volte si può incorrere in uno studio, in una valutazione affinché si vada a vedere magari una vendita leggermente più bassa di quelle che una persona aveva intenzione di realizzare e reinvestire quel capitale in un immobile atto alla locazione affinché possa dare lo stesso tipo di rendimento però investendo meno del valore che si è venduto. E questo tipo di situazione viene fortunatamente accolto persone che fa sì che si continui nell'andamento del mercato, nel trovare la giusta abitazione, nel poi realizzare quali possono essere dei sogni, perché tante persone giustamente cambiano per poi realizzare i propri sogni e ovviamente avere sempre un cuscinetto se si riesce nel fattore della locazione.
Prego. Mi riaggancio a questo aspetto che tocca Omar. Alla fine è sempre un tema di serenità. Parliamo di famiglie, parliamo di serenità. Perché si investe? Per avere un capitale maggiore, per avere una maggiore serenità economica, per poter gestire i propri affetti, la propria famiglia con serenità. Di fatto tutti quanti cerchiamo di migliorare nella vita, tutti quanti vogliamo bene ai figli, vogliamo un futuro sereno, vogliamo gli affetti in ordine di marcia, insomma vogliamo una vita tranquilla. Investire in questo momento permette di beneficiare di situazioni di mercato che possono portare un maggior valore economico e quindi dei ricavi. Gestire il tema immobiliare in modo corretto permette di avere una maggiore serenità. È un po' questo il punto di caduta finale, quindi perché investire? Per trovare una serenità maggiore. Certo, se fatto con buon senso genera questo senso di serenità, se fatto alla buona forse espone più a rischi che a vantaggi. Ecco, questo è un tema. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo per raccontarvi appunto quali possono essere gli strumenti di investimento, quali possono essere le strategie migliori. Torniamo tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta, torniamo insieme a parlare di come investire i propri risparmi anche in questo particolare momento storico in cui insomma si sente sempre più spesso parlare di inflazione. Dunque durante la pubblicità sono arrivate un paio di domande, proprio una per lei Grigolo e una per Schileo. Inizio con lei. Ci dicono insomma che c'è una casa da vendere, una persona che ha una casa da vendere, però non sa com'è valutare il giusto prezzo, insomma, per metterla in vendita. Come si valuta il giusto prezzo di una casa? Allora, noi facciamo sempre comunque un primo appuntamento che è di base anche conoscitivo, dove andiamo a conoscere tutte quante le varie caratteristiche dell'abitazione. E noi facciamo delle valutazioni che sono tecnico-commerciali, quindi tecniche perché si va ad analizzare tutte quante le parti tecniche, quindi la metratura e i dati oggettivi, commerciali in quanto è fondamentale anche capire la posizione, l'esposizione, il piano, se è su un condominio piuttosto che l'indipendenza, tutta quanta una serie di caratteristiche che divengono fondamentali, passatemi i termini, per prendere un punteggio per quanto riguarda la parte della valutazione. Sottolineo appunto che è una valutazione tecnico-commerciale in quanto si differenzia tantissimo dalle valutazioni che porto sempre con massimo rispetto dei professionisti, quindi magari gli architetti piuttosto che i geometri, che fanno delle valutazioni prettamente tecniche, ok? In quanto la parte commerciale ovviamente per il loro giusto lavoro va un po' a mancare, nel senso io ho la possibilità di interfacciarmi anche con le persone, con gli acquirenti, con il mercato effettivo, quindi posso capire quale potrebbe essere una soluzione che può avere un valore anche un pochino più alto, come anche dei tipi di caratteristiche che sfortunatamente le persone mi analizzano in fase di acquisto e possono essere un po' penalizzanti. Ecco che mettiamo tutto quanto su una bilancia, ok? E vengono messi tutti quanti questi fattori insieme per dare un più probabile valore dell'immobile, che anche in questo caso di questa signora che ha appena chiamato avrei comunque il piacere di poter affrontare, di poter analizzare al fine di dare questo reale valore, in quanto basiamo tutto quanto il nostro rapporto nella sincerità e nella serietà, quindi è inutile programmare o comunque promettere tante cose che non possono essere poi realizzate, perché alla fine stiamo parlando sempre di una famiglia che dovrà farsi i propri progetti. Quindi andare a promettere che la casa avrà un valore tanto più alto per fare una bella figura non è nel nostro modo di fare, anzi proprio la sincerità porta a dire questo è il valore dell'immobile, facciamo i conti su questo, poi se riusciamo a realizzare quel qualcosina in più, ben venga, per effetto di alcuni parametri. D'altra parte è fondamentale proprio mettere in chiaro qual è la situazione reale per poter programmare e anche strutturare l'eventuale acquisto o i prossimi passi futuri. Mi capita spesso di vedere degli immobili in vendita magari che effettivamente poi non hanno il giusto valore, il giusto prezzo, insomma che poi sarebbe quello reale. Quello reale. Allora, diciamo che di base tutti quanti, io compreso, se devo vendere qualsiasi cosa, che sia un immobile o una macchina, qualsiasi oggetto, tendiamo a prendere qualcosa di più. Ecco che c'è una filosofia orientata a parto alto, poi eventualmente faccio tempo a scendere. E la sfortuna è che nel momento in cui si va fuori nel mercato l'immobile viene conosciuto, all'inizio è una novità, dopo un po' è lo stesso immobile. Ecco che un consiglio è analizzare bene qual è il valore. Posso capire che per esperienza o magari per il momento in cui si è acquistata l'abitazione una persona può vedere una svalutazione piuttosto che un accrescimento di valore,
Io ovviamente non posso comandare il passato, però posso vedere qual è il valore reale ad oggi. Mi capita spesso, purtroppo sì, ma è la normalità, voglio dire, io sarei, anzi sono uno di quelli dove vorrei realizzare il massimo, e tante volte il massimo è proprio al di sopra del valore dell'immobile. Spesso quindi... insomma, le aspettative di chi mette in vendita non rispecchiano quella che poi è la realtà. Una domanda per lei, Schileo, ci scrive Marica, ci dice insomma, che vorrebbe capire come gestire i propri risparmi in maniera efficace. Come si inizia? Da dove si parte? Possiamo dare qualche consiglio? Sì, beh, allora innanzitutto io di solito cerco di unire i puntini e capire la parte non detta da parte della persona. Già mi viene da pensare che se fa una domanda del genere significa che non ha una controparte adeguata in questo momento o qualcuno che la suggerisce, oppure non è soddisfatta del servizio che riceve, altrimenti non avrebbe alzato il telefono. Ma il mio è un mercato passivo, nel senso che molta gente ha voglia di cambiare, non è soddisfatta della propria banca, consulente, eccetera, però non è che è attiva nella ricerca, quindi spesso e volentieri basta sapere che c'è una controparte per dire me li tolgo di torno. Questo è uno di questi casi, quindi ok, mi dispiace per la situazione, però vabbè, questo lo presumo io. La risposta è che in questo momento, se ci sono dei risparmi da gestire, dovrei capire quali sono gli obiettivi, gli interessi di Marica, giusto? Sì, Marica. Quali interessi ha, perché voglio dire, dovrei capire che età ha la signora, quale situazione familiare ha, magari ha figli piccoli, magari ha figli grandi, magari ha mutuo, magari ha una famiglia facoltosa. Questo cambia di molto la gestione del rischio. Se vuole gestire una parte, il tutto del patrimonio, se ha capacità di risparmio e quindi tutti i mesi guadagna più di quello che spende e quindi ha un disavanzo positivo risparmio che vuole gestire un po' alla volta mettendo da parte. Questa è un po' la logica. Sicuramente il cosa fare e come farlo, sul come fare si partirebbe da un'analisi, una volta capiti gli strumenti finanziari da mettere in portafogli, se di questo si tratta, alla signora Marica, si partirebbe dall'aprire un conto, quindi delle coordinate di destinazione sulla quale poi convogliare le masse e poi andare a fare gli investimenti. Tutte le pratiche ovviamente poi sono aspetti burocratici che segue il mio staff, il mio studio, noi siamo strutturati per questo, il cliente da noi non compila documenti, manda raccomandate, questo è tutto il tema che facciamo noi in ufficio. Certo. Abbiamo insomma, giustamente anche risposto a quelle che sono le curiosità delle persone che ci hanno scritto, che ci hanno telefonato. Abbiamo capito che l'acquisto di un immobile è sicuramente un investimento, un tipo di investimento, ma ci sono degli immobili che sono un investimento migliore e degli immobili che sono un investimento peggiore in questo momento storico? Sì, diciamo che per la maggior parte delle persone l'investimento è anche determinato un po' dal quanto si investe e che tipo di rendita ha all'effettivo. Ecco che ci sono degli immobili che sono preferibili, ok? Parto sempre dal presupposto che uno poi è sempre liberissimo di fare l'investimento dove meglio piace e su che tipologia preferisce. D'altra parte, ad esempio, ci sono degli appartamenti che sono più atti a essere messi in locazione e avere una resa, un rendimento annuo buono, a differenza magari di alcune case indipendenti dove si andrebbe ad investire molto di più con una resa leggermente inferiore. Quindi sì, ci sono degli immobili che sono migliori da mettere in investimento, altri peggiori. Come dicevo appunto prima, ci sono oltre questi immobili che sono già al mercato anche alcuni immobili che sono in costruzione dove lì c'è comunque una buona probabilità di avere questo tipo di buona resa, che non è comunque da poco. Quando si va a creare un capitale più grande di quello che si è investito è sempre un ottimo piacere, quindi certo, vedo delle belle soddisfazioni da parte dei clienti. E come dicevamo, insomma, percorrendo le nostre strade ne vediamo moltissime in nuova costruzione, conferma? Confermo che comunque la parte edile non si sta fermando, si è un po' rallentata su alcune zone, nella Riviera dove ho le filiali fortunatamente c'è comunque un buon movimento sotto questo punto di vista e vedo comunque anche le persone che sono pronte a poter interessarsi, capire, vedere se ci sono degli immobili che corrispondono alle loro esigenze. Avendo poi fortunatamente un database abbastanza importante, alcune persone sia chiamano quanto anche persone andiamo a contattarle noi per andare a dire guardate che in un futuro prossimo ci sarà un immobile sia per investimento
vero e proprio, quindi da mettere a rendita in locazione, oppure anche delle persone che vogliono acquistare il proprio immobile per se stessi, quindi come prima casa, che in un secondo momento può avere, quando andranno ad abitarci, un valore anche un pochino più importante di quello che l'hanno comprato. Adesso non mi permetto magari di entrare nel dettaglio perché è un discorso un attimino più grande e lo affronteremo eventualmente nelle prossime puntate, però fortunatamente in alcuni immobili che io gestisco posso dare questa tranquillità avendolo anche già fatto in passato. Quindi... Senta Schileo, il denominatore comune è il fatto che spesso la diffidenza e il timore di fare passi falsi sono cattivi consiglieri. A volte insomma, anche la paura di dover spendere qualcosina, no? Per iniziare un percorso di questo genere. Sì, allora ci sono diversi aspetti da valutare, i costi è uno di quei temi appunto. Io per buona norma ho la buona abitudine a chi mi dà fiducia di rispondere con altrettanta fiducia il beau geste, dicono i francesi, azzerando le commissioni di conto corrente. Faccio un esempio, la famiglia di cui parlavo poco fa, il conto a zero fa sempre piacere, voglio dire, non sono i 2 euro, i 3 euro, i 5 euro al mese o il bonifico, il bancomat. Nel mio caso, avendo la facoltà di poter scontare le commissioni, i clienti, insomma, il conto ce l'hanno gratuito con me. Quindi ci spieghi meglio. Significa che il bonifico è a zero, i bancomat lo possono fare in qualsiasi filiale, l'incasso delle bollette, il canone è gratuito, o meglio, diciamola così, all'interno di un canone omnicomprensivo di 0 euro al mese possono fare tutte le operazioni che vogliono. Questo è il tema, ovviamente famiglie che mi danno fiducia e che poi insomma vogliono sviluppare i rapporti, ecco, questo è il tema. Piccoli aspetti, insomma, però insomma delle agevolazioni anche che possono in alcuni contesti magari anche fare la differenza. Vedi, io non ho la bacchetta magica, ma il proverbio dice che il metro è fatto di centimetri. Allora, non è per i 5 euro del conto, per la commissione in meno, per il punto percentuale in più, è per tutte queste cose messe assieme, la consulenza di taglio super personalizzato per il cliente, la presenza. Io rispondo al telefono H24, 7 su 7, 365 giorni all'anno, per davvero. I clienti chiamano e rispondo, ho anche qualche cliente all'estero che mi chiama da fusi orari diversi, quindi questo insomma... In banca non funziona propriamente così, ma l'obiettivo è quello di dare un livello di servizio elevato, questo è il punto. Tutti assieme questi aspetti forse generano uno stacco verso la concorrenza e questo è quello che mi ha permesso di crescere negli ultimi 15 anni fondamentalmente e continuare a mantenere i rapporti. Senta, gli strumenti di investimento abbiamo detto sono moltissimi, ad esempio per una persona che si approccia come la telespettatrice che ci ha scritto poco fa, quell'accantonamento insomma periodico di piccole cifre, periodico, automatico, può essere un buon strumento di partenza oppure sì, no? Dipende molto dalla situazione personale della signora come sempre, però in questo momento un piano di accumulo è valido, sì. In realtà il piano di accumulo va sempre bene perché nessuno dei miei clienti, facendo esempi, che abbia 1 milione da parte, ha messo da parte 1 milione in un unico momento. È stata la crescita la sommatoria di risparmi accantonati nel tempo. Allora, gestire la fase di accantonamento in tutte le fasi di mercato, sia bassa che alta, insomma, media il prezzo di acquisto, genera nel lungo termine rendimento e in più permette ai risparmi, al posto di rimanere nel conto corrente a dormire e a non generare nulla, magari permette appunto di accantonare un capitale e accantonarlo con un qualcosa in più alla fine. È uno strumento sicuramente che io consiglio a tutti, il piano di accumulo in generale. Ovviamente il grado di rischio col quale affrontare il piano di accumulo è sempre da personalizzare in base alle esigenze, le cifre, le durate, insomma va personalizzato, ma come strumento in generale tutti siamo obbligati a risparmiare in questa vita. È un esempio che faccio spesso, è un esempio sciocco, ma non è che se si brucia una lampadina posso rimanere al buio a casa, devo avere un tesoretto, qualcosa per affrontare gli imprevisti, serve per
cavalcare le opportunità, e quindi l'esempio anche immobiliare piuttosto che tutti gli aspetti della vita, insomma. Certo, quindi questo potrebbe essere un piccolo primo passo importante a vantaggio ovviamente del risparmiatore. Certo, è un tema che approfondiremo comunque, quello del piano di accumulo, perché ci sono diverse cose da sapere. Certo, poi si sente parlare anche dell'utilizzo delle polizze, no? Per investire, diciamo così, in sicurezza. Anche questo è un ottimo strumento? Sì, allora, ovviamente dipende. Anche qui le polizze, bisogna capire con vincolo, senza vincolo, le durate, le esposizioni all'interno, qual è la composizione. Esistono quelle a capitale garantito, esistono quelle con non il capitale garantito, quindi che cercano un rendimento maggiore a mercato. Ci sono diverse soluzioni. Certo è che tutte le polizze hanno un unico grande denominatore comune, che è fondamentalmente escono dall'asse ereditario nel momento in cui io dovessi venire a mancare. Tutto il mio patrimonio è la base di calcolo per le tasse di successione, ma le polizze non rientrano in questo calcolo. Quindi alle volte gestire il patrimonio in una polizza, anche che renda zero, poniamo l'esempio, che non renda nulla, può convenire, perché di fatto solo spostando i soldi su una polizza andrei ad azzerare l'impatto fiscale. E quindi non vado più a guardare solo il rendimento, ma anche il risparmio in termini di tasse. Ci sono diversi aspetti da vedere, poi anche i soggetti che sono coinvolti in una polizza sono importanti. Posso scegliere a chi lasciare quel denaro anche fuori dall'asse ereditario. Esempio, voglio premiare delle persone che mi sono state vicine in vita. Ci sono diverse soluzioni. È un tema ampio, si dice che hanno iure proprio le polizze, quindi diritto proprio, hanno una propria vita particolare. Questo è un tema che merita un approfondimento, insomma, maggiore, che oggi tocchiamo il titolo, ecco. Avremo tempo di affrontarlo. Concluderei, insomma, ribadendo il fatto che il vantaggio per le persone, per le famiglie, insomma, che risparmiano, che vogliono mettere da parte qualche cosa e che vogliono approcciarsi al mondo dell'investimento di qualsiasi entità, insomma, hanno la possibilità di appunto rivolgersi a dei professionisti ed essere così guidati, che appunto, come dicevamo, spesso le paure e i timori sono davvero cattivi consiglieri. Ma sì, anche perché ci vuole educazione al risparmio. In Italia le scuole non preparano i ragazzini al risparmio, non c'è cultura a riguardo e quindi ci si deve affidare a qualcuno, spesso e volentieri guidato da logiche di budget. Ora, nelle banche spesso e volentieri il cliente serve alla banca per raggiungere i budget. La consulenza su misura esiste poco e comunque è sempre sottoposta a budget. La mia grande fortuna è quella di non dover sottostare a nessun budget, io non devo collocare nessun prodotto, a me interessa risolvere le esigenze delle persone che ho davanti. E questo è il vantaggio grosso che posso offrire ai clienti e che non è monetizzabile, perché come posso spiegare a una persona quanto gli porterò in tasca facendo quello che serve a lui? Magari semplicemente gli interessa non guadagnare di più, ma difendere il patrimonio da tassi di successione. Se non gli chiedo cosa vuole, ed è la base da cui si parte a ragionare, non posso risolvere il suo problema, ok? Quindi si parte da lì. Questo è esattamente il concetto base. Certo. Lo stesso vale per il suo ambito, no? Perché la casa, insieme ai risparmi, è davvero il bene più importante che probabilmente che abbiamo. Sì. Il bene primario deve essere proprio tutelata. Tante volte ci sono proprio le situazioni dove si analizzano e si mette in mercato un'abitazione senza aver studiato, senza aver programmato, e mettiamolo anche per il fascino di mettere il proprio immobile comunque in vendita. Ecco che messo un immobile in vendita con i classici magari portali, col famoso cartello, può portare sicuramente una risposta, e da capire come viene gestita quella risposta. La risposta può essere gestita in maniera giusta, facendo attenzione comunque alla persona che chiama, oppure puntare magari solamente al prodotto. La cosa che cerchiamo noi invece a pensare è sulla persona sia che deve vendere quanto alla persona che deve acquistare, perché ci sono delle esigenze che devono essere rispettate, delle comodità, e ascoltando quelle andiamo a trovare il prodotto. Non ho il prodotto da rifilare alla persona, è il lavoro un attimino opposto, quindi è fondamentale. Chiaro. Grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, a Omar Grigolo, agente immobiliare. Grazie davvero di averci raccontato e spiegato un po' meglio, insomma, dei temi che spesso possono sembrare complessi, ma che, insomma, con la giusta guida possono, insomma, essere davvero semplificati. Grazie a voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.